E bella a tutti ragazzi, sono FCB di FCB TV e oggi siamo qui su una nuova parodia. Questa volta però sono sicuro che la cantante la conoscete tutti, perché si è parlato davvero tanto di lei. Infatti ultimamente è stata forse la, diciamo, come chiamarla, la concorrente più importante del programma Uomini e Donne, o meglio quella che più ha fatto parlare appunto di lei e della sua storia. Ed esatto, sto parlando della bravissima e bellissima Teresa Langella. Tra l'altro io la conoscevo molto prima di Uomini e Donne per le sue canzoni tipo Prime lacrime d'amore, Trattami male. Quindi già la conoscevo, sono da tempo, diciamo, un suo fan per quando fa le canzoni, perché ogni tanto si prende le sue pause. E tra l'altro questa è la seconda volta che partecipa a Uomini e Donne, quindi sicuramente la conoscete anche voi, anche se magari non seguite la musica neomelodica. E adesso ha fatto una canzone che, ahimè, ascoltandola mi è sembrata che parlasse proprio da Andrea. Però noi siamo qui per riderci sopra, quindi Teresa, spero che se vedrai questo video ti aiuterà magari a fare un sorriso, a dimenticare a quello che tanto non serve, non mi è piaciuto tra l'altro, se proprio vogliamo fare un po' di gossip. E non perdiamo altro tempo e partiamo con la parodia. Nel momento in cui tu non sei qui con me. Sì, Tere, 5 minuti sto arrivando, tranquillo. Ma arrivo, non ti preoccupare. Il dolore credo non passerà mai. Il dolore, che siete? Ah, ho capito, si è sbattuto proprio da scrivania. No, vabbè, tranquillo, fa male perché mi è capitato anche a me. Tra l'altro, vabbè, lasciamo perdere. Però tranquilla, un paio d'ore ti passa il dolore. Mamma, mi farebbe ricordare un ginocchio gonfio, un dolore assurdo. Però tranquilla che passa, guarda. Io volevo solo vivere di te. E che c'è pizza che vuoi vivere di te? Ma poi non si può vivere di te. Cioè, bisogna anche mangiare, te lì. Come fai a vivere di te? No. Ma, guarda, stasera andiamo a cena insieme. Mangiamo, poi se tu vuoi bere un tè, ti bevi un tè, se tu vuoi bere l'acqua, ti bevi l'acqua. Siamo soli noi, ma non insieme a noi. È normale, siamo soli finché non arrivo. Quando poi arrivo lì da te stiamo insieme. Ma poi se stiamo da soli è normale che non stiamo insieme. No, guarda, mi stai grippando il cervello. Quelli a cui non regaliamo il bene, sai. Non hai capito, a chi è che ci hanno regalato bene? Ma poi facciamo un regalo un po' più originale, cioè, chissà, poi ci fa figura le chiuse, cioè, regaliamo bene. Ma cibo che ne faccio, un mazzo di fiori, una cosa più che cazzo, o bene, ma regalò. Quelli di una lunga storia che a quanto pare dura meno di un caffè. Direi, forse era un caffè americano, che da già dice, mica il caffè è solo quello napoletano, espresso, corto, stretto. Questo è un caffè allungato all'americana, quindi è una lunga storia che però dura meno del caffè americano. Tu dove sei? Io sono qui che aspetto, senza fiato, tu dimmi dove sei. Te l'ho detto, 5 minuti e mo scendo di casa. Ma perché senza fiato? Stai correndo, non ti rendi conto, telefono in mano. Ah sì, ti aspetto. 5 minuti scendo, 10 minuti, tempo che arrivo a casa tua e sto là. Un attimo, cioè, sta calma. Io che volevo te, solo e soltanto te. Te andavo di questo tempo e là vicino a te non ci sta un bar, una macchinetta, ti pigli una lattina di tè, un tè cavolo. Se aspetta me che ti porto, aspetta 10 minuti. Si trova in un bar in mezza vita, accatta una lattina di tè, che posso fare? Sola, anche tra la gente sono sola, vivere nel niente. Poi Tere, ma mi stai aspettando in un triangolo delle Bermude, sei solo, non ci stanno un bar, vivere in mezzo a niente. Ma no cazzo, mi stai aspettando, Tere? Ci tieni ancora, tu vienimi a prendere. Tere, sto arrivando un attimo, iniziami a mandare la posizione su WhatsApp, che 10 minuti arrivo, ti vengo a prendere e poi chiamano tu. Però un attimo, non mi mettere ansia per favore. Sola, solo controcorrente. Come sola controcorrente? Tere, ma lo cacchio stai? Non stai dall'acqua che stai controcorrente, tra l'altro solo. Tere, ma non questa posizione che mi sto preoccupando, veramente. Non è facile nemmeno più sorridere. Vabbè, aspetta, ti racconto una barzelletta. Qual è la malattia degli alberi? Diabete. Mo stai ridendo, diciamo la verità? Scusami se sono
preoccupare, gitti sto portino, ma guarda, ti porto una bottiglia te, mi fermo al supermercato a casa sotto casa e ti porto uno, due, tre bottiglie te, tutto quello che vuoi tu. Ah boh, non ti preoccupare, però, non ti pigliamo. Ed eccoci qui anche a questa fine di questa nuova parodia. Se ne volete delle altre, mi raccomando, pollicione, commentino qui sotto e perché no, condividetela anche con un vostro amico, così vi fate ridere un pochino, perché è importante ridere, soprattutto con la battuta quella dell'abete. Vabbè, forse una battuta più bella la potevo trovare, però così su due piedi, ragazzi, dai. Detto questo, io vi invito al prossimo video come sempre. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, like, commento, condivisione e niente, ciao!